Reduce da un ottimo periodo di forma, l'Unitas Sciacca sente odore di sorpasso ai danni del Partinico Audace dopo la sconfitta di ieri contro il Castellammare. I neroverdi ospitano al Gurrera la Parmonval che, nonostante occupi la terzultima posizione in classifica, la squadra palermitana ha dato spesso modo di essere molto insidiosa e difficile da sorprendere durante il corso del campionato. La partita inizia con lo Sciacca che parte subito forte al secondo minuto di gioco. Pisciotta infatti, dopo aver ricevuto il pallone da Garufo, ha cercato la conclusione dalla distanza, ma è attenta alla risposta di Tarantino che non si fa sorprendere. Prende sempre più terreno la squadra di casa che passa in vantaggio al 21esimo. Dopo aver recuperato palla, Pisciotta serve Chinnici, il quale cerca subito il cross verso il centro dell'area di rigore. La difesa palermitana allontana male e proprio Pisciotta, tutto solo all'altezza del dischetto del rigore, non sbaglia. 1-0 per lo Sciacca e sesto gol in campionato per l'attaccante 2007. Galvanizzato dal gol, al 34esimo Pisciotta sfiora la doppietta. Su un ottimo cross dalla sinistra di Concaldi, il giovane bomber impatta il pallone di testa, ma la sfera esce veramente di un niente alla destra di Tarantino. 4 minuti più tardi, Parmonval molto pericolosa per la prima volta in questo match. Un'azione un po' rocambolesca favorisce Zerbo che in qualche modo riesce a insaccare il pallone in rete. Per l'arbitro però il gol non è regolare a causa di un tocco con il braccio proprio di Zerbo. Segnali di risveglio da parte dei ragazzi di Vittorietti, i quali sul finale di primo tempo trovano il gol del pareggio. Al 45esimo un rimpallo favorisce Zerbo che si invola verso la porta difesa da Rizzuto. In uscita bassa l'estremo difensore neroverde stende il numero 7 e per il signor Ganim non ci sono dubbi e assegna il penalty. Ammonito nell'occasione Rizzuto tra le proteste generali dei calciatori in maglia dorata. Dagli 11 metri lo stesso Zerbo non sbaglia e pareggia i conti agli sgoccioli della prima frazione di gioco. Ripresa che inizia nuovamente con lo Sciacca subito pericoloso. Al 58esimo i padroni di casa vanno vicini al vantaggio. Azione portata avanti da Concaldi, poi Pisciotta serve Tirone, il quale perde l'attimo e davanti alla porta serve Chinnici che però viene murato. 5 minuti più tardi Tirone va vicinissimo all'Eurogol. Dal limite dell'area il classe 2006 fa partire un tiro cross che per poco non sorprende Tarantino. Sciacca in forcing offensivo, al 64esimo dopo una bella azione di Concaldi, Mangiaracina va alla botta sicura, ma è attento ancora una volta il portiere della Parmonval a non farsi sorprendere. Dopo diverse sostituzioni, la squadra di Brucculeri dà vita ad un finale di gara infuocato. All'84esimo quello che sembrava essere inizialmente un innocuo colpo di testa da parte di Mangiaracina stava per trasformarsi nel gol del vantaggio. 4 minuti dopo sempre Mangiaracina pericoloso, altro colpo di testa dopo un altro cross preciso di Concaldi che si spegne fuori di poco sul fondo. Dopo diverse occasioni per lo Sciacca arriva l'unica occasione della Parmonval della ripresa. Sugli sviluppi di un contropiede al 90esimo Zerbo devia in porta un tiro di Druetta, ma il pallone finisce dritto tra le braccia di Rizzuto. Pronta risposta dello Sciacca 2 minuti più tardi. Pierce, da attaccante aggiunto, fa partire un tiro forte dal limite dell'area, ma la sfera termina alta di poco. L'ultima occasione del match, quella più clamorosa, arriva al minuto 95 e capita sui piedi di Pisciotta. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'attaccante classe 2007 riesce a liberarsi dalla marcatura avversaria all'interno dell'area di rigore e calcia a botta sicura verso la porta, ma un miracoloso Torres salva di testa sulla linea e impedisce ai padroni di casa di conquistare quella che, viste le numerose occasioni create, sarebbe stata una vittoria meritata. Finisce così il match tra Unitas Sciacca e Parmonval, un pareggio dal sapore amaro per i ragazzi di Brucculeri che avevano la possibilità di superare il Partinico Audace e agganciare il Marsala al terzo posto, mentre per la Parmonval si tratta sicuramente di un ottimo risultato.
Prossimo appuntamento per i ragazzi di Brucoleri sabato 21 marzo in trasferta contro il Partinico Audace, per quella che promette di essere una gara scoppiettante.